Mister, un 2-0 che è arrivato qui nella nebbia e con l'oscurità, quasi si è giocato di sera. Tutti vi davano per, si fermeranno prima o poi, questi recaeranno, invece siete ancora lì, insomma, davanti. Allora, non ho visto i risultati, quindi non so cosa sia successo, però resta il fatto che ci fermeremo quando raggiungeremo la salvezza, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio. È una squadra che fino ad oggi, l'abbiamo vista, ha sempre fatto tanto. Partite del genere portate a casa contro una squadra così ha un applauso enorme a tutti i giocatori e l'attenzione che hanno. Si meritano questo ad oggi, speriamo di continuare così. Quello che sorprende, insomma, che piace è che la giocate sempre la palla, non è che la buttate via, a parte poi l'assedio qui finale, ok, però cercate di giocarla. Proviamo a giocare a calcio, facciamo questo sport e cerchiamo di proporlo almeno con le qualità di questi ragazzi. È uno sport che lavora di gruppo, se giochi individualmente il concetto nostro, l'idea che abbiamo è quello che non va da nessuna parte. Se riesci a muoverla e giocare come devi giocarla, allora puoi anche far male a squadre con potenzialità come Porto Mansuè. Ho visto che qualcosa ha detto ai ragazzi nel primo tempo che non le piaceva più di tanto, poi si sono messi a posto. Sì, credo che siamo partiti bene comunque il primo tempo. Prima mezz'ora, 35 minuti l'abbiamo fatta bene, dopo ovvio ci sia un momento di calo, le qualità degli avversari erano enormi, ci ha messo in difficoltà, ci siamo comunque difesi bene. Il secondo tempo abbiamo sistemato un po' di cose sulle uscite, soprattutto su quei davanti, e alla fine abbiamo rischiato poco, adesso non so se il rigore c'era o non c'era, ci è andato bene finalmente, sbagliano anche gli altri rigori, ne abbiamo sbagliati due noi in questa prima parte di campionato, però i 3 punti li abbiamo portati a casa. Si è reso conto di questo campionato? Un campionato particolarmente tosto e duro. È un campionato che per una roba o per l'altra lo conoscevo già, è tosto, sono ritmi altissimi con forze fisiche e qualità enormi. Stiamo tenendo testa a tutti quanti e questo ci elogia. Perché gli anni, ho detto, non li passano mai a questo. No, Gemelli mi viene da ridere perché ci parliamo così ogni settimana, ogni giorno a settimana. È un ragazzo che dà l'anima in campo, si vede qualità fisiche, lo ha sempre fatto, quindi va gestito per l'età che ha, questo è indubbio, e è un valore aggiunto come tutti gli altri giocatori. Mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.